Sesta corsa, premio MSC, bellissima. È una corsa per 4 anni di discreta categoria: 1 Casper Griff, Gennaro Mitrano, 2 Capitan De Gleris, Marco Volpato, 3 Karim, Davide Angeletti, 4 Cuore Matto, Carmine Piscoglio, 5 Carlitos Venere, Luca Fierro, 6 Clown Regal, Claudio Monte. In seconda fila 7 Crabwise S, Manuel Pistone, 8 Crack di Venere, Francesco Tufano, 9 Cabiria GSO, Maurizio Cheli, 10 Crusoe dei Greppi, Gianvito D'Ambroso. Stacco della macchina, partono un po' tutti, con Karim che scende alla corda davanti a Cuore Matto, poi al largo anche Clown Regal. Fase un po' delicata della prima curva, con Karim che mantiene vantaggio su Casper Griff alla corda, all'esterno è Cuore Matto del quale Carmine Pescoglio cerca di trovare posto alla corda, ma serra sotto il numero 7 di Crabwise S, quindi si deve adeguare all'esterno il figlio di Ideale Luis. Mentre intanto avanza al largo il numero 6 di Clown Regal e si pone ai fianchi di Casper Griff, che segue sempre alla corda il battistrada Karim. 29,3 i primi 400 metri, ormai siamo già vicini al paletto dei 600, passati in 45,3, ha rallentato un po' Davide Angeletti col figlio di Naglò e cerca di dosare un po' le energie del suo cavallo. Sempre seconda alla corda, sistemato bene Casper Griff, mentre c'è lo scatto in terza ruota da parte di Crack di Venere. 1-1 il primo giro, con 15,7 qui davanti alle tribune. Insiste Francesco Tufano con Crack di Venere, ma staziona ora in terza ruota ai fianchi di Cuore Matto. Tanto Karim passa il chilometro in 1,16,8, retta di là Karim con un tonico Clown Regal sempre ai suoi fianchi, poi Casper Griff che finora è sempre stato lì secondo la corda davanti a Crabwise S, retta di là passata ancora in 14,5, siamo sull'ultima curva, sempre in vantaggio Davide Angeletti con Karim che prova all'allungo, il pericolo però è nella sua schiena, ovvero Casper Griff, poco più di 200 metri alla conclusione, Karim in vantaggio, Casper Griff ora alla destra libera, retta d'arrivo, tenta l'allungo Karim su Casper Griff, ma Karim fa ancora buone energie, ci prova Casper Griff, ultimi 50 metri, ma alla fine Karim che regala il doppio a Davide Angeletti, secondo posto per Casper Griff, al terzo il 7 di Crabwise AS, 28,8 a chiudere, 1,14,6 la media al chilometro per Karim, Davide Angeletti, Giuseppe Zanca al treni per il signor Emerico Ballo, quindi doppio per Davide Angeletti questa sera a Cesena.